A Motoria le ragazze dovrebbero nascondere le proprie forme per non attirare l'attenzione e non distrarre i compagni maschi. Parole davvero difficili da commentare, io credo, quelle che avrebbe pronunciato stando all'ANSA una professoressa di educazione fisica del liceo Marco Polo, artistico di Venezia, vietando l'utilizzo del top alle ragazze. Io sono Jack Calcetto e questo è Sveglia Veneto, il podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, la rassegna stampa con le notizie più interessanti e il sabato invece una puntata speciale con ospiti e approfondimenti. Oggi è venerdì 12 novembre 2021 e la prima notizia del giorno arriva da Venezia, dove nella giornata di ieri si è tenuta una manifestazione di protesta contro il divieto del top sportivo aderente. Un divieto, leggiamo sul sito dell'ANSA, che è stato subito violato da alcune ragazze del liceo che si sono presentate a scuola, come si vede dalle immagini postate dal collettivo Pololas su Instagram, con un top sportivo, sfidando il freddo e srotolando su un ponte uno striscione contro la decisione della professoressa. Cambiate mentalità, non i vestiti. Su Venezia Today leggiamo le dichiarazioni del collettivo. Abbiamo deciso di manifestare perché siamo il collettivo della scuola che si attiva per portare avanti delle lotte come quella contro la transfobia e la cultura della violenza. Fanno sapere dal Pollas, appunto. Non sono le ragazze che devono coprirsi, ma le persone a dover imparare a non sessualizzare il corpo, cosa che alimenta sessismo e discriminazione, dice un attivista. Non è dal modo di vestire che si dovrebbero etichettare le persone e la scuola non può insegnare che in base a come ti vesti sei serio o meno. Tutto chiarissimo. Fammi sapere cosa ne pensi scrivendomi a sveglia.veneto@gmail.com. Prima di passare alla seconda notizia, ne approfitto per ringraziare un sostenitore molto importante per questo podcast. È da qualche giorno che ci penso e continuo a dimenticarmelo, stamattina però me lo sono ricordato e quindi grazie Marco. Senza di te Sveglia Veneto semplicemente avrebbe un suono molto peggiore. Infatti Marco è uno degli sponsor che hanno contribuito all'acquisto del microfono che utilizzo per registrare le puntate di questo podcast Sveglia Veneto. E passiamo alla seconda notizia. Cittadini stranieri in Veneto. Crollano gli ingressi per lavoro. Il servizio è di Arianna Garavaglia per il TGR Veneto e parla di un calo dovuto al Covid, come spiegano i ricercatori della Fondazione Moressa, autori di un report annuale. Rimane costante il trend delle naturalizzazioni. In Veneto la popolazione straniera conta 481.000 persone e rappresenta il 9,9% dei residenti totali. I dati sono contenuti appunto nel rapporto sull'economia dell'immigrazione stilato dalla Fondazione Leone Moressa. Il documento registra un calo della popolazione straniera, l'1% in meno. Dietro al dato sono diversi i fattori influenzati dal Covid, calano le nascite, aumentano i morti, diminuiscono i nuovi arrivi per le restrizioni dovute alla pandemia e crollano soprattutto gli ingressi per lavoro. Solo 10.000 nel 2020, il 38% in meno del 2019. Nel rapporto si traccia anche un ritratto del cittadino straniero in regione, 1 su 4 è rumeno. La provincia con più stranieri è Verona, il comune con più stranieri è invece Venezia. Così Arianna Garavaglia nel servizio per il TGR Rai Veneto. Primo successo a Padova per gli street tutor introdotti a partire dallo scorso fine settimana dall'amministrazione comunale del sindaco Sergio Giordani. Si vede negare la sigaretta e aggredisce uno studente individuato grazie agli street tutor. È questo il titolo di Padova Oggi e la notizia riguarda un intervento degli street tutor appunto nel quartiere Portello del capoluogo euganeo. Sono intervenuti subito e hanno aiutato i poliziotti a individuare l'aggressore un mercoledì universitario movimentato al Portello. Leggiamo la notizia: mercoledì universitario movimentato con un'aggressione e diverse segnalazioni per schiamazzi. Gli street tutor hanno dato una mano alla polizia nel fermare l'aggressore. I fatti: mercoledì 10 novembre in zona Portello, come ogni mercoledì universitario, c'erano moltissime persone. Grazie all'intervento immediato degli street tutor è stato individuato uno straniero che intorno a mezzanotte ha aggredito uno studente di 19 anni. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata dallo straniero che ha chiesto una sigaretta e al rifiuto del 19enne questi gli avrebbe tirato un pugno.
4 le persone identificate per comportamenti sanzionabili dal regolamento comunale, come il consumo di alcolici in bottiglie di vetro fuori dai plateatici e forti schiamazzi anche segnalati dai residenti. Questa era la terza notizia del giorno su padovaoggi.it. Proseguiamo. Accordo raggiunto sul prezzo del latte, 41 centesimi al litro, IVA esclusa. È il risultato ottenuto dopo una lunga trattativa tra organizzazioni agricole, cooperative, grande industria e grande distribuzione per la salvaguardia degli allevamenti italiani. L'intesa di filiera, che sarà valida fino al 31 marzo 2022, introduce un premio emergenza stalle pari a 3 centesimi al litro. Sarà possibile un'ulteriore integrazione pari a 1 centesimo al litro, che potrà essere riconosciuta dall'industria di trasformazione o dalle cooperative nel caso in cui non si raggiungesse la soglia massima di 41 centesimi. Soddisfatte le associazioni di categoria anche nella nostra regione, il Veneto, dove sono circa 3.500 gli allevamenti di vacche da latte, con 1,2 milioni di tonnellate di latte munti ogni anno, e dove i piccoli allevamenti continuano a scomparire. Per questo le associazioni parlano di un primo passo fatto per fronteggiare la crisi grave di un settore per il quale i prezzi erano fermi da 25 anni, a fronte di costi di produzione aumentati del 30% tra mangimi, fertilizzanti ed energia. Ora è l'appello: per salvare le stalle rimaste è necessaria una programmazione in termini di produzione, sostenibilità economica e ambientale del comparto, oltre che valorizzare il prodotto italiano. Il servizio di Lucia Cappelletti per il TGR Rai Veneto. A Verona i giovani dell'associazione Yanez lanciano un appello in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Abbiamo lanciato una sfida in vista delle amministrative, quella di saper ascoltare principalmente, ma anche di farci ascoltare. Verona ci appare immobile, affossata sotto il grigio della cementificazione dei progetti mai terminati. Noi però sappiamo che esiste una città diversa, pronta a prendersi cura di sé e di ogni cittadino, così come abbiamo fatto noi in ogni piazza, ogni iniziativa e ogni aiuto portato quando c'era bisogno. Leggete la nostra lettera e scoprite quali sono le nostre proposte, le nostre priorità e le nostre idee. Siamo sicuri vi ritroverete in molte. Verona volta a pagina, scrivono così i giovani dell'associazione Yanez su Facebook, e la lettera, intitolata semplicemente Cara Verona, si trova sul sito dell'associazione e inizia così: siamo quei giovani che amano e vivono la propria città, siamo quelle che studiano, quelli che lavorano o quelle che vorrebbero lavorare, ma siamo anche quelli sfruttati, siamo quelle non riconosciute, siamo quelli discriminati, siamo quelli che nonostante i titoli di studio si sono visti sgretolare davanti ogni strada. Vogliamo lanciare una sfida alla politica, scrivono i giovani di Yanez. Il sindaco ideale deve saper creare, studiare, immaginare e costruire. Lo abbiamo cercato in lungo e in largo, siamo passati in ogni quartiere e alla fine ce lo siamo ritrovati davanti in via Cappello 43. Cosa c'è in via Cappello 43? Te lo dico io: si erge la statua di Emilio Salgari. Chiusi in casa, come Salgari, ho sbagliato l'accento, anche noi abbiamo iniziato a scrivere la storia che vogliamo per la nostra città. Ora dai Verona voltiamo pagina. Si conclude così la lettera dell'associazione Yanez, indirizzata proprio appunto alla Cara Verona. Infine, una curiosità: Treviso è finita sulla ghigliottina della trasmissione L'eredità di Rai 1. Le parole erano, per l'ultima prova appunto quella della ghigliottina, erano verità, diritti, dormire, fumetti e appunto Treviso. Hai indovinato la risposta? Scrivimi all'indirizzo sveglia.veneto@gmail.com, che è sempre attivo per commenti, opinioni, eccetera. Per oggi è tutto, io sono Jack Calcetto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto e buona giornata.